Se troveranno riscontro le confessioni di Lorena Venier sull'omicidio del figlio di cui si è accusata e di cui è indagata in concorso anche la nuora Meli Castro Monsalvo, la premeditazione del delitto potrebbe essere partita nel momento stesso in cui veniva alla luce la figlia della coppia, che oggi ha 6 mesi, per la quale la nonna avrebbe sviluppato un rapporto di protezione morboso e viscerale. Mentre Meilin è uscita da quel parto con una forte depressione. Nell'interrogatorio dell'infermiera gemonese che ha sconvolto il piccolo comune con l'efferato delitto del figlio, Lorena ha dichiarato che Meilin mi chiedeva di uccidere mio figlio Alessandro da mesi, fin dal giorno della nascita della loro bambina, a gennaio, aggiungendo, spiegando il movente, che veniva picchiata con violenza, insultata e più volte minacciata di morte. Mio figlio minimizzava la sua depressione postpartum. Quando ho deciso di denunciarlo, mi ha tirato un pugno alla schiena. Tra le minacce del figlio alla compagna di cui riferisce la donna c'è quella di annegarla. Ti porto in Colombia e ti annego nel fiume, tanto laggiù non ti cerca nessuno. Sempre secondo quanto riferisce Lorena al sostituto procuratore e al giudice, l'intenzione di Meilin era di tornare in Colombia con la bimba dopo aver ucciso Alessandro. Una volta calmate le acque, io sarei volata a trovarle appena andate in pensione, ha detto la donna. Fino ad ora, fatta eccezione per le dichiarazioni rese ai carabinieri non utilizzabili nel processo perché ottenute senza la presenza di un legale, la donna non ha mai ammesso il suo coinvolgimento, essendosi avvalsa della facoltà di non rispondere. Al momento tutto si basa sulle dichiarazioni di Lorena Venier.